A Finale Emilia continuano le operazioni di messa in sicurezza del capannone industriale colpito dal violento incendio di 3 giorni fa. Le immagini che vedete mostrano le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena al lavoro, 3 unità operative insieme al nucleo GOS, il gruppo operativo speciale che interviene con mezzi meccanici da movimento terra. Il loro compito è delicato: rimuovere le macerie, mettere in sicurezza gli elementi strutturali pericolanti e garantire l'accesso in sicurezza alle aree interne ancora compromesse. Il capannone, gravemente danneggiato dal rogo, presenta punti di instabilità che richiedono interventi mirati e continue verifiche. L'incendio, divampato all'interno dell'impianto di lavorazione dei rifiuti, aveva impegnato per ore i vigili del fuoco in una complessa operazione di spegnimento. Ora la priorità è evitare ulteriori cedimenti e ripristinare condizioni che permettano l'avvio delle verifiche tecniche e delle indagini sulle cause del rogo, in attesa anche di conoscere i risultati delle rilevazioni ARPA sugli inquinanti nell'aria e in quella nube visibile da 50 km di distanza. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore.